Amiche della Terra delle Meraviglie, oggi farò da modella perché Paola vi vuole spiegare come si trattano le sopracciglia. Allora, da dove partiamo? Partiamo da come si fa a fare una sopracciglia. Intanto le sopracciglia sono un elemento importante nel viso ed è ciò che incornicia l'occhio. Ora, per fare le sopracciglia fatte bene, bisogna capire che tipo di inclinazione, che tipo di angolatura bisogna dare. Come si fa? Il punto iniziale dal quale partire, guarda caso ho una matita per gli occhi che mi serve per fare questo tipo di esempio, si parte dalle ali del naso, si mette la matita così in verticale, poi ci spostiamo per andare a finire alla fine dell'iride dell'occhio, questo sarà l'angolo più alto, e il finale della sopracciglia dove sarà? Alla fine dell'occhio, cioè inclinando ulteriormente la matita e passando dagli angoli del naso fino alla fine dell'occhio. Qui sarà il finale della sopracciglia. E quindi abbiamo scoperto che la geometria serviva quella volta che ce l'hanno insegnata. Assolutamente sì, è fondamentale. Alla prossima!